Il falò di Sant'Antonio si accende il 16 gennaio, nella vigilia della festa del Santo, ed è il risultato di un incontro antico fra leggende cristiane e riti pagani. Secondo la tradizione, Sant'Antonio Abate sarebbe sceso all'inferno con il suo maialino per rubare un tizzone di fuoco e donarlo agli uomini, un gesto simbolico contro il freddo e le tenebre. Da qui nasce il falò, che unisce sacro e profano. Il fuoco così diventa purificazione e rinascita, brucia l'anno vecchio, allontana il male e segna l'inizio di un nuovo ciclo, augurando una stagione favorevole. In molte zone, soprattutto in Sardegna e in Barbagia, questo rito rappresenta anche l'inizio del carnevale, con l'uscita delle prime maschere. È inoltre legato alla protezione e alla guarigione, in particolare dal cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, ed è legato inoltre alla benedizione degli animali e dei raccolti, elementi centrali della devozione popolare. Per questo oggi vi ho portato nella chiesa romanica di Sant'Antonio di Briai, fra Ossi e Florinas. La chiesa ricade nel territorio di Ossi ma appartiene alla comunità ecclesiastica di Florinas. Si trova lungo la strada che collega i due paesi, all'incrocio della diramazione per Banari, a circa 5 km da Florinas e 10 da Ossi. Quindi se anche tu non conoscevi la storia dei fuochi di Sant'Antonio, lascia un like e segui la mia pagina. Ci vediamo la prossima settimana.